Adesso parliamo di un palazzo che ci sta molto a cuore, Palazzo Archita. Ciascuno di noi passandoci accanto si domanda quando lo rivedremo di nuovo nel pieno delle sue funzioni, e noi vogliamo chiederlo a chi se ne sta occupando direttamente, che è l'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno assessore. Allora assessore, partiamo proprio di qua, ecco, dalla domanda di Marina. Quando, così anche approssimativamente, riusciremo a rivedere il Palazzo degli Uffici rimesso a nuovo? Io intanto mi aggiungo alla domanda di Marina, alla sua considerazione, perché in realtà anche io, finché non sono diventato assessore ai lavori pubblici, ogni volta che passavo da lì alzavo lo sguardo e dicevo ma chissà quando lo rivedremo questo palazzo rifatto. Sì. Ora invece mi trovo dall'altra parte con la responsabilità e quindi ho preso subito in mano il file, il dossier, e farò di tutto per fare in modo che si possano velocizzare i tempi il più possibile. Saranno sicuramente tempi lunghi perché stiamo parlando di una infrastruttura importante, è un palazzo grande e ha bisogno ancora di completare i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, quindi siamo in uno step preliminare. Io ricordo a tutti che la progettazione era stata aggiudicata, poi a seguito di un ricorso Sì. sono stati quasi 2 anni di ritardo Ecco. l'avvio in maniera compiuta della progettazione. Io non lo ricordavo questo. Ma in realtà io ricordo, diciamo che sono un po' più anziano, che già tipo 10 anni fa in realtà l'appalto era stato aggiudicato all'AIDARS, che poi ha avuto un'interdittiva antimafia e tutto è saltato miseramente. Esatto. Poi si è fermato tutto di fatto, Sì, perché sì. il CIS non ha riconfermato le risorse per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per un totale di 25 milioni di euro, ai quali si aggiungono 5 milioni di euro che ha già speso il Comune per la messa in sicurezza e la ricostruzione del tetto, che ovviamente adesso verrà stralciato dalla progettazione dei nuovi lavori perché è già eseguito. Ora noi i prossimi step che faremo sono questi: stiamo firmando il contratto con la società che il Consiglio di Stato ci ha indicato come vincitrice della gara e a seguito della firma loro avranno 75 giorni di tempo per consegnarci il primo progetto definitivo, che è quello delle facciate, inclusi di infissi, illuminazione esterna e le piazze adiacenti il palazzo. Ok. Tra 75 giorni noi approveremo in giunta il nuovo progetto delle facciate e poi in pochissimi giorni ci consegneranno l'esecutivo e andremo in gara d'appalto per i lavori. Perciò io stimo che nella metà del 2023, anzi nella seconda metà per essere più precisi, potranno partire i lavori sulle facciate. Sì. Questo è già un significato importante, perché immaginatevi il borgo senza le impalcature di Palazzo Archita, avrebbe un altro colore, avrebbe un'altra, Io avevo 14 spazio. anni l'ultima volta, diciamo. Io non me lo ricordo. quindi per me quel palazzo ha sempre avuto le impalcature, certo. Perciò non vedo l'ora di poterlo vedere. Guarda che E poi- questa davvero è un fatto sociale, nel Certo, senso che ci sono delle certo, generazioni certo. che sono cresciute senza aver visto nessuno all'interno del palazzo. Io mi ricordo l'Archita, per esempio, Io mi io ci ricordo, andavo. sì, io mi ricordo qualcuno l'Archita. Qualcuno me lo ricordo, ma non me lo ricordo senza impalcature. Certo, Quindi, certo. per me già liberarlo da quello significherebbe. Vabbè, assessore, comunque abbiamo capito che ci vorrà ancora un po' di tempo, qualche anno, perché diciamo. poi ci vogliono circa 200 giorni Ok. scarsi per la progettazione degli interni, perché gli interni ovviamente hanno bisogno di essere ricondotti a tutte le normative antincendio e antisismiche, e quindi verrà fatta una modifica anche in parte di vie d'emergenza, di scale, perciò ci sarà da fare un lavoro molto 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 impegnativo da un punto di vista tecnico e ingegneristico, perché la parte architettonica è la più semplice, il palazzo è quello, è vincolato, quindi sì, verranno fatti dei recuperi, delle analisi, delle indagini. Voi pensate che noi lì abbiamo trovato un cimitero ebraico, quindi abbiamo coinvolto un rabbino da Roma, perché le tombe ebraiche non possono essere toccate, quindi abbiamo una serie di questioni legate ai Ma vincoli pensa, anche storici questo che non lo verranno- sapevo. Sì, questa è una notizia poco diffusa, ma di fatto esistono delle tombe ebraiche all'interno del palazzo che risalgono probabilmente all'inizio dell'Ottocento o alla fine dell'Ottocento. In ogni caso sono vincolate anche quelle, quindi lavoreremo insieme con Le soprintendenze, insomma, gli organi. La religiosa ebraica, la soprintendenza per tutto il resto. Questo ha bisogno di tempo. Allora facciamo così, Il nostro piano qual assessore, è? ci risentiamo rispetto a questo tema fra 75 giorni, sicuramente ci risentiremo nel mezzo, però su tema Palazzo 75 giorni dalla Archita. firma del contratto, quindi diciamo un'ottantina Vabbè, perché il contratto ancora vabbè. deve essere firmato. E poi cosa faremo? Finita la progettazione, Abbiamo solo 10 secondi, assessore. Quindi la nostra idea è progettazione esterni, cantiere degli esterni in contemporanea progettazione degli interni, e poi appena finisce il cantiere degli esterni parte il cantiere degli interni.